circolare che ha già interessato tutte le più grandi aziende del distretto. C'è ovviamente un filo che unisce tutto questo in una visione ben chiara del nostro futuro. Viviamo in un'epoca di profondi mutamenti con grandi sfide e grandi opportunità. Sappiamo che la globalizzazione e le trasformazioni tecnologiche stanno ridisegnando la geografia economica, concentrando in poche aree, prevalentemente urbane, competenze e innovazione, ovvero gli ingredienti decisivi per la crescita economica e sociale dei prossimi decenni. Nelle ultime settimane in Veneto si è riaperto il dibattito sulla necessità di dar vita a un'ampia area metropolitana per non assistere passivamente allo spostamento del baricentro economico. È un'idea strategica che condividiamo, ma con una premessa ben chiara. Le nostre bellissime montagne non possono e non devono più essere luoghi che non contano, dove la nostalgia prevale sulla speranza e il rancore sulla fiducia. La ricchezza del patrimonio ambientale, storico e culturale, il saper fare e il senso di comunità, l'attenzione alla bellezza e alla qualità sono un insieme di valori e risorse capaci di generare modelli di crescita diversi e complementari a quelli delle grandi città. Qualsiasi progetto di città metropolitana veneta non potrà dunque prescindere dalla creazione di un sistema metromontano, ricco di flussi, processi e relazioni che vanno necessariamente governate. Prima ancora però dobbiamo superare quei luoghi comuni sulla montagna, come parco giochi o riserva indiana, che purtroppo condizionano le decisioni di politici e burocrati, spesso con il sostegno di ambientalisti da salotto e contro la volontà delle comunità locali. In tal senso è emblematico il caso degli assurdi vincoli in Comelico, il nostro Comelico, dove un'intera valle rischia di morire soffocata dall'arroganza di chi decide sulla pelle della gente di montagna. Dobbiamo inoltre cancellare quel pregiudizio che vede negli spazi urbani i luoghi esclusivi del dinamismo economico e dell'innovazione. Non è così e non lasceremo che sia così. Tra queste montagne, patrimonio dell'umanità, c'è un tessuto industriale tra i più importanti del mondo, con aziende leader, multinazionali, piccole e medie imprese che sono riuscite a ricavarsi spazi enormi e nicchie importanti di mercato in settori diversi. Clivet, Epta, Costan, Derigo, Dixel, Eliwell, Faloria, Fedon, Gatto Astucci, Gioric, Ista, Latte Busche, Luxottica, Manifattura Valcismon, Marchon, Marcolin, Meccano Stampi, Pramaor, Sinteco e ancora RB, Galvalux, Idro, IMA, Impianti Falcade, Nuova Procon, Pandolfo Alluminio, Piave Maitex, Safilo, Sicce, Sofma, Sosbi, Telios, Tofana, Unifarco, Tecnora, Vaetec Manfrotto, senza dimenticare l'importante comparto dell'edilizia. Queste, ma tante altre aziende, sono un vero patrimonio delle nostre comunità, guidate da imprenditori e manager illuminati e lasciatemi dire, eroici, perché fare impresa qui è una sfida tutta in salita, dove i costi e le difficoltà sono maggiori rispetto alla pianura. Penso innanzitutto alle infrastrutture, alle strade, alla ferrovia, alla banda larga. Non è con le vuote parole o i proclami elettorali che si contrasta lo spopolamento delle nostre montagne. In un mondo che corre e che ci obbliga a essere più competitivi, non possiamo più viaggiare e spostarci come nell'Ottocento. Serve una programmazione seria che faccia sue le richieste già avanzate in maniera unitaria dal tavolo provinciale delle infrastrutture. Sistemazione della viabilità
Presidente Padrin, il declino sarà inevitabile anche sotto la stella dei Giochi Olimpici. Parliamoci chiaro. Su tutti questi temi chiediamo alle istituzioni attenzione, coraggio, rispetto e senso di responsabilità. Bisogna uscire dalle logiche miopi, dal campanilismo e dall'ossessione per il consenso, per fare scelte chiare e coerenti con un'idea di sviluppo, con una visione del nostro futuro. Al governo chiediamo una politica industriale degna di questo nome. Le maggioranze cambiano, ma le misure restano inadeguate, se non addirittura deleterie. Basti pensare a quota 100 o al reddito di cittadinanza. L'Italia è la seconda manifattura d'Europa, ma è tristemente in coda alle classifiche internazionali sulla crescita. È dal 2016 che come Confindustria indichiamo in più crescita, meno deficit e meno debito pubblico i tre capisaldi di una politica economica capace di rimettere in moto il Paese tenendo i conti sotto controllo. È prioritario abbattere il cuneo fiscale per aumentare le retribuzioni nette dei lavoratori e diminuire il costo per le imprese. Quello che è stato annunciato non ci soddisfa. Importante è anche una riforma complessiva del sistema delle autonomie locali, nel rispetto di quel principio di sussidiarietà troppo spesso dimenticato. Basta con i proclami e gli annunci buoni per ogni tornata elettorale. Politica vuol dire realizzare, come disse Alcide De Gasperi, uno degli ultimi grandi statisti di questo Paese, padre di quell'Europa unita che deve rimanere un patrimonio da tramandare anche e soprattutto alle generazioni future. Noi continueremo ad essere un interlocutore serio, propositivo e pragmatico. Abbiamo realizzato progetti concreti e a vantaggio delle imprese e della provincia nel suo insieme, a conferma dell'importanza dei corpi intermedi troppo spesso non ascoltati. Dobbiamo puntare sui fattori strategici dell'economia del XXI secolo, innovazione, sostenibilità, competenze. Sta a noi e a voi lavorare per una nuova centralità delle terre alte, dove sono massimi quei valori ambientali e culturali che riempiono di significati le produzioni delle nostre imprese. Una montagna, un'industria che vuole vivere e non sopravvivere, forte delle sue aziende, della sua gente e del suo profondo senso civico. Belluno è tra le province con una più elevata qualità di vita, anche grazie ai minimi livelli di criminalità. Ma le recenti indagini sulle infiltrazioni mafiose in Veneto non possono lasciarci indifferenti, anche pensando alle grandi manifestazioni sportive del prossimo futuro. E qui saluto e ringrazio Mauro Esposito, oggi tra noi, con la sua storia di coraggio e di ribellione. Deve essere da esempio e monito per tutti noi. Grazie Mauro. Come sistema industriale bellunese saremo attenti al disagio sociale e alle situazioni di crisi che oggi viviamo anche nelle nostre imprese. Agiremo all'insegna della massima inclusività e nel rispetto di tutte le diversità. Anche per questo mi sia concesso ricordare quanto questa provincia sia sempre più rosa. Penso al nuovo prefetto, al nuovo questore e alla sua vice, alla presidente di Confartigianato. Penso alle tante colleghe che fanno impresa e penso alla manodopera femminile che nel bellunese è sempre stata molto più alta che altrove. L'occhialeria del resto è cresciuta anche grazie alla dedizione, ai sacrifici e al lavoro sapiente delle nostre mamme e delle nostre nonne. A loro oggi va il mio pensiero, ma va anche alle donne di domani, alle bambine ribelli che sapranno farsi strada nella vita professionale e privata. Vorrei chiudere il mio
intervento con una frase tratta proprio da quel bellissimo libro sulle bambine ribelli, che rivolgo in particolare alle studentesse e agli studenti oggi qui presenti. Ricordatevi sempre che se dovete scegliere tra una sfida facile e una difficile, di solito quella difficile è molto più divertente. Non abbiate paura. Concludo. Concludo ringraziando i relatori, i nostri sponsor, Intesa San Paolo, Umana, Latte Busche e l'Agenzia Generali, tutto lo staff di Confindustria Belluno Dolomiti, in primis il nostro direttore Andrea Ferrazzi. Farei un applauso. Ma un ultimo e sentito grazie mi sia concesso al nostro presidente Vincenzo Boccia, che durante il suo mandato ha lavorato intensamente e senza sosta per tutti noi. Grazie Enzo.